Lo avevano ospitato nella loro abitazione di Vicenza per trascorrere insieme il periodo natalizio, ma dopo qualche giorno sono sorti problemi di convivenza, tanto che per allontanare l'ospite non più gradito hanno dovuto chiedere l'intervento della Polizia di Stato. È la storia di due coniugi serbi che hanno accolto per il Natale un loro amico proveniente dall'estero. L'idea era quella di trascorrere insieme le festività, ma dopo qualche giorno l'ospite ha iniziato ad accampare pretese sugli orari dei pasti, sulla cucina non sempre gradita, importunando i padroni di casa anche con gli orari di rientro in abitazione a notte fonda, mentre i due vicentini erano costretti ad alzarsi presto al mattino per andare a lavoro. E così, dopo l'ennesimo litigio, i proprietari di casa, registrando il rifiuto dell'ospite prima a cambiare atteggiamento e poi ad andarsene di casa, hanno chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti intervenuti non hanno potuto far altro che evidenziare come la decisione dei proprietari non fosse in alcun modo discutibile, visto che si trattava di un'ospitalità data a titolo gratuito e per pura cortesia, senza alcun contratto tra le parti. A quel punto l'ospite ha spontaneamente deciso di andarsene per trascorrere il Natale altrove.